è proprio questo elemento così apparentemente semplice che Shakespeare decide di aprire il sonetto 75, un sonetto nel quale appaiono due elementi, il pane e la terra, che sono due elementi, come dire, semplici, che appartengono a tutti in un certo qual modo e che ci riportano subito a quello che è il senso profondo della- del sonetto, secondo me, che è la fame. Anche se appare una fame insaziabile, Shakespeare sembra parlarci di qualcosa di indefinito, di insaziabile, di non logicamente messo in una gabbia, perché c'è come una sorta di gabbia che costruiamo noi stessi attraverso il disequilibrio costante tra l'orgoglio e invece il volersi mostrare, il nascondersi, il combattere per qualcuno o il rinunciare. Ed è proprio qui che si gioca il senso stesso del sonetto, cioè la fame come bisogno primario, si intende, insaziabile, collegata ad un disequilibrio, ma che è il senso profondo di ogni affetto, credo, il senso profondo di ogni amore. E, e nonostante appaia questo disequilibrio come una crisi, in realtà è lì che c'è il gioco dell'amore e anche dell'odio, chiaramente. E, e penso che valga la pena rifletterci. Tu sei, ai miei pensieri, come il pane alla vita, o come alla terra le dolci piogge di primavera. E per il tuo bene sopporto la stessa lotta che un avaro sostiene con le sue ricchezze. Ah, ora orgoglioso del suo avere, e all'istante timoroso che il tempo ladro gli rubi il suo tesoro. Ora, valutando che è meglio restar solo con te, e tosto preferir che il mondo veda la mia gioia. Talvolta sazio di pascermi dei tuoi occhi, per subito sentirmi affamato di uno sguardo, non avendo o non cercando altro piacere, salvo quanto mi hai già dato o che devo ancora avere. E così, giorno per giorno, or languisco e torno a pago, o tutto divorando, oppur di tutto privo.